A San Sperato ogni angolo una scoperta. Oltre 400 murales, un centinaio di opere d'arte e installazioni all'aperto. Il paese museo si può conoscere attraverso il racconto del suo celebre cittadino, Pinuccio Sciola, scultore, pittore, cicerone d'eccezione. Questa bicicletta era di zio Carboni, un uomo che abitava a fianco della casa dei miei genitori in via Concordia. Era l'unico che negli anni 50 avesse la bicicletta a San Sperate. Veniva una volta alla settimana per fare un po' di provviste da Ingurtoso. Noi ragazzini, cioè uno che aveva la bicicletta allora come se oggi una Ferrari o un Tir, lo accompagnavamo correndo fino a Decimo. Una solida cultura contadina, valorizzata da sagre e musei celebrativi di pesche, arance, mattoni crudi, del finissimo artigianato orafo. Un'economia che con l'attaccamento alla terra e alla cultura sopravvive alla crisi. Un paese, San Sperate, vivo in tutti i sensi, e lo è come museo perché propone delle opere che di solito dovrebbero essere al chiuso. E proponiamo continuamente, ormai del 1968, quindi data storica anche perché la rivoluzione culturale che io ho vissuto in prima persona a Parigi l'abbiamo riproposta a San Sperate, dove la rivoluzione non con il pugno chiuso ma con il pennello in mano ha preso il sopravvento e dura tutt'oggi. Proviamo a indicare un itinerario, un percorso all'interno di San Sperate per godere del meglio di questo paese. Non è facile perché noi abbiamo iniziato praticamente dalle periferie. Noi non abbiamo mai iniziato dalla strada principale. Bisogna girare e consigliare chi vuole fare una passeggiata a San Sperate proprio di scoprire quello che c'è sui muri, dove magari a fianco c'è uno che vende i carciofi, un altro che vende le arance o le pesche nel periodo. A ridosso delle feste, da San Sperate l'augurio di Buon Natale nella rappresentazione della Sacra Famiglia di Pinuccio Sciola, dove il bambinello del presepe è il seme, simbolo di nuova vita e speranza.